Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Ringraziamo come sempre della collaborazione Confcommercio Unione Venezia, quindi un altro capitolo che per gli addetti ai lavori che ci richiedono, ci stimolano in qualche modo di poter parlare della categoria in generale del commercio, dedichiamo un altro importante capitolo e faremo il punto della situazione di diversi ambiti molto interessanti. Abbiamo accennato, prendendo in esame già la settimana scorsa, alcuni ambiti territoriali. Adesso ci spostiamo nel territorio veneziano, di questo parleremo del settore moda, come sta andando, del discorso dei saldi, di situazioni un po' difficili come vengono affrontate, di prospettive, di cosa ci sta dietro la diatriba relativa agli outlet, quindi dovete seguire con grande attenzione anche voi telespettatori se non vi occupate del settore moda in senso stretto. Parleremo dei librai, del mondo dei libri, molto affascinante. Accenneremo anche a questi mezzi innovativi che non tutti condividono e sappiamo che molti di voi non approvano minimamente, questi ebook. Di che cosa si tratta? Stanno andando bene? Fanno concorrenza ai libri tradizionali che molti amano e adorano per una serie di infinita di fattori? Ne parliamo insieme e poi facciamo un po' il punto della situazione del sindacato di categoria. Effettivamente molti dicono le cose non stanno andando bene, con questo governo non si capisce bene dove si va a parare, la legge di stabilità non ha soddisfatto e anzi ha aggravato molte situazioni. Vediamo un attimo come si sta muovendo la categoria, che si è in qualche modo data anche una nuova vita e nuova vitalità. Protagonisti odierni: Pierpaolo Dall'Agnola con questa bella incombenza e ben arrivata della Confcommercio Unione Venezia, che tra l'altro ci allieterà con il famoso libricino e ricettario dove ci sono delle ricette straordinarie della tradizione veneziana, della provincia di Venezia, e anche dei luoghi ameni straordinari dove queste ricette vengono preparate in modo sopraffino e molto allettante, quindi vedremo le moeche, no? Per esempio, è stagione? No, tra un po', e quindi vedremo delle ricette anche. Esatto. E l'orario ci sta tutto. Giannino Gabriel, presidente Feder Moda Veneto, Federazione Moda Italia Regionale Veneto e Provinciale Venezia, grazie anche a lei, ben ritornato. Buongiorno, grazie. E Giovanni Pellizzato, presidente del Sindacato Librai e Cartolibrerie Provinciale di Venezia, grazie anche a lei. Grazie. Allora, incominciamo un po' a fare un quadro della situazione. Anno nuovo, vita nuova, vita vecchia. Nel nostro caso per fortuna possiamo dire vita nuova, perché a dicembre è stato un mese molto intenso per la nostra struttura, in quanto abbiamo rinnovato tutti i sindacati di categoria provinciali della Confcommercio. Rinnovarli significa non soltanto procedere con le elezioni, che sono un passaggio obbligato nella vita di un sindacato, ma soprattutto raccogliere dagli associati, dai componenti del consiglio delle varie categorie, tutti gli input, gli stimoli, le esigenze, le necessità su quelle che sono le difficoltà del momento e quindi capire come andare incontro ai nostri associati, ai nostri commercianti. Nella fattispecie tra il 2 e il 3 dicembre abbiamo avuto modo di rinnovare due categorie molto importanti del nostro sistema. La prima è Federazione Moda Italia, cioè gli associati del comparto moda, tessili, quindi abbigliamento, calzature e tutto ciò che riguarda il mondo della moda e del fashion. E l'altra, una categoria che invece negli ultimi anni avevamo avuto qualche difficoltà ad attivare e che siamo felici di aver riattivato appunto a dicembre, che è quella dei librai e delle cartolibrerie. Quindi vi siete ampliati in certo qual modo? Sì, diciamo che come tipologia di commercianti hanno sempre fatto parte del nostro sistema, però il fatto di averne rinnovato i sindacati, e in particolare mi riferisco alle librerie, con un nuovo slancio, un nuovo impulso, con iniziative anche da attivare, è stato un momento di novità importante. Che cosa sta a significare questo per voi nel vostro ambito? È fondamentale perché purtroppo anche tutti gli ultimi indicatori economici ci dimostrano che il 2014 sarà un anno in cui forse parlare di uscita totale dalla crisi è prematuro, però perlomeno si auspica che smetta, diciamo, la decrescita, smetta la crisi intesa come recessione profonda. Da qui a risalire non è facile, però se non ricominciamo da quelli che sono i nostri protagonisti, cioè gli associati, i commercianti, gli imprenditori del terziario, non abbiamo altre possibilità. In questo senso, quindi, un'associazione come la nostra certamente vive anche di servizi, però il sindacale ritorna centrale. Ritorna centrale come attività attorno alla quale coagulare e rendere più uniti appunto gli associati sulla base di quelli che sono i loro problemi specifici, cioè di categoria. Ecco, io questa domanda la pongo anche alla luce di istanze che ci vengono dai telespettatori che tante volte ci scrivono, e ricordo ancora a voi che ci seguite la possibilità come sempre di scrivere Esiste, vedete la mail tv7convoi@triveneta.tv, dove lamentano il fatto che i sindacati di categoria in generale sono un po' latitanti, non sono molto presenti, tanti dicono
si stanno creando questi movimenti vari di cittadini, perché proprio tante volte è il sindacato che non fa la voce grossa, o l'ha fatta in periodi in cui forse i cittadini non ritenevano fosse proprio necessario farlo. Adesso invece che ci sarebbe bisogno di una rappresentanza, tanti si sentono sguarniti. Allora questo volevo capire, proprio perché stiamo parlando poi di liberi professionisti, perché sostanzialmente non sono dipendenti di grandi realtà aziendali, che ancor più hanno bisogno a volte di non sentirsi soli, no, in un momento di difficoltà. Per cui è importante il vostro ruolo, il fatto che ci siate, che le categorie si fanno sentire, no? Che dicono, alziamo la voce, insomma. Sì, assolutamente. Se dobbiamo fare dell'autocritica possiamo certamente dire che in passato forse una delle cose che ci è un po' mancata è la tempestività, nel senso che categorie grosse e strutturate come le nostre hanno dei tempi di risposta che oggi con internet, con i Twitter, con Facebook, con appunto questi mezzi di comunicazione immediati richiederebbero, come dire, una risposta immediata in tempo reale. Invece appunto strutture più complesse come le nostre, complessità che peraltro è data da una democrazia interna, perché ovviamente quando ci muoviamo e prendiamo una posizione non è fatta sull'istinto di un tweet, ma è fatta su una meditazione appunto ponderata e anche condivisa con i nostri rappresentanti. Però il nostro sforzo appunto con il rilancio di cui parlavo prima è quello di esserci, essere sul pezzo, e quindi con dei tempi che magari non saranno quelli di un tweet, però che possono essere certamente efficaci nei nostri interlocutori, cerchiamo di soddisfare quelle che sono le esigenze degli associati. Tenga presente poi che è vero che si legge che ci sono, come dire, forme di spontaneismo associativo, persone che si mettono da solo, però la rappresentanza resta un tema molto delicato, cioè per fortuna nei confronti degli interlocutori pubblici, delle pubbliche amministrazioni o comunque di tutti quelli che sono i nostri principali stakeholder, i portatori di interessi, essere un'associazione di categoria con un sindacato strutturato ha un suo perché. Assolutamente. Allora, il settore moda e saldi, poi parleremo anche del settore libraio. Voglio sottolineare che abbiamo ricevuto diverse mail quando avevo preannunciato questa trasmissione da alcuni telespettatori che hanno dovuto chiudere delle cartolibrerie. Quindi abbiamo accolto i vostri messaggi, le vostre mail, anzi, perché erano anche abbastanza elaborate, e daremo appunto la parola, tanto non è un caso appunto avere ospite, per dare un conforto insomma a queste persone che si trovano in grosse difficoltà e a malincuore hanno chiuso attività veramente di tanti anni. Moda, vabbè, siamo entrati nel periodo che dovrebbe in qualche modo compensare quello precedente del Natale, o sbaglio? No, non sbaglia. Il Natale non è stato un Natale di eccellenza per le vendite, anzi diciamo che il Natale non è andato bene. E, diciamo colpa Quindi della crisi. Quindi neanche nell'area del veneziano non ci sono stati segnali. Ma nell'area del veneziano diciamo, non è andato benissimo, un po' colpa della crisi. Un po' colpa diciamo anche del tempo che è stato caldo finora, si è venduto poco il capospalla per esempio perché la temperatura non induce diciamo, il cliente a consumare. Se andiamo a fare un esame nel veneziano, in particolar modo Venezia, dobbiamo dire che le boutique dei centri storici hanno lavorato abbastanza bene, quindi c'è un trend in crescita, soprattutto determinato dai turisti russi, cinesi, comunque mercati orientali, qualche anche sudamericano. Ma non basta questo per dire le cose vanno bene. Poi entrando nel periodo di saldi che siamo entrati, dobbiamo dire che la cifra disponibile per famiglia è di circa 340 euro nel periodo di saldi, 140 euro per persona vorrebbe dire. Ecco, ma dobbiamo tenere presente che il motore vero che fa partire un po' l'economia, quindi anche i saldi, le vendite, sono praticamente due elementi importanti. Uno è determinato senz'altro dal potere d'acquisto, che se lo andiamo a esaminare è quello di 27 anni fa, quindi non siamo in un momento tanto felice. E quell'altro è il sentiment. Il sentiment, che cos'è il sentiment? Praticamente è il sentire della famiglia di quella che può essere una garanzia per il proprio futuro. In questo senso dobbiamo dire che rispetto al trend negativo che c'è stato fino a qualche mese fa, e sta invertendo un po' la tendenza, quindi le famiglie, il consumatore comincia ad avere un po' più fiducia nel futuro, forse perché c'è qualche movimento che fa ben sperare, non lo so, possiamo pensare all'economia determinata delle esportazioni che per esempio nel settore della moda ha avuto un aumento che va da alcuni settori dal 6 all'8%, quindi una cosa estremamente importante, perché non incide ovviamente direttamente nel settore, però il sentire del consumatore porta un po' a questo, anche se dobbiamo dire che abbiamo un 12,7% di disoccupazione, abbiamo un 43% di disoccupazione nei giovani, tutto sommato il trend rispetto al 2012 tiene. Quindi è un dato anche positivo, anche se dobbiamo dire che
a livello nazionale c'è un incremento di circa il 2-3%. A livello veneto direi un po' meno, perché noi sentiamo un po' di più la crisi, perché abbiamo avuto anche parecchi licenziamenti, per cui facciamo un po' più fatica a risollevarci, ma ci sono dei segnali in questo senso positivi. Per cui diciamo che indagini che abbiamo fatto fra i nostri commercianti ci dicono che tutto sommato il trend è da stazionario sul 2012 a una leggera flessione. Noi potremmo pensare di chiudere i saldi in positivo, io credo certamente no, però c'è questo segnale positivo. Penso che nel rivedere il dato dell'anno scorso, che era un meno 8%, io penso che si possa pensare che i dati di chiusura, anche se è tutto prematuro dire perché non abbiamo grandi elementi, però possiamo pronosticare di chiudere con un meno 4%, quindi con un buon recupero sull'anno scorso. Però il recupero è dato dal fattore straniero, cioè dal turista, quindi non è un segnale poi in generale di un recupero strutturale di consumo interno, o no? Diciamo che il turista certamente partecipa a migliorare la situazione, ma non è il turista che determina la situazione. Diciamo, no, questo è importante per capire un po' qual è il trend, per risollevare gli animi. No? Ecco, per sollevare gli animi diciamo che il trend è positivo, questa positività non è data esclusivamente, che comunque non basterebbe, dal turista straniero, quindi dall'est europeo, dalla Russia eccetera, che comunque per esempio nel centro storico di Venezia e nelle boutique anche dei centri storici della regione hanno funzionato bene. Ma diciamo che c'è un trend che fa ben sperare proprio nel consumatore italiano. Ah, beh, buono, questa Diciamo sono buone ci notizie. fa ben sperare, insomma, speriamo di essere fuori dai tempi bui. È effettivamente una buona notizia, anche per i libri, quindi la cultura, un modo diverso di trascorrere il tempo libero, ci possono essere qualche segnale oppure è un settore... Diciamo che il nostro è un settore che appunto risente in maniera particolare della crisi, anche forse per il suo essere comunque un settore molto marginale, un settore che in Italia da sempre risente di un indice di propensione alla lettura estremamente basso e quindi chiaramente, come si dice un po' sorta di proverbio, piove sul bagnato, logicamente nel momento in cui la crisi che è andata a colpire anche moltissimo proprio il settore della cultura, un settore che dipende molto dall'investimento pubblico e di conseguenza è il settore che per primo ha avuto i tagli più drastici e se vogliamo anche da sempre sconta il precariato e quindi chiaramente è un settore che nel lettore forte, nel lettore abituale sconta una drastica decurtazione della possibilità di spesa. Dopo c'è invece chiaramente tutta la componente diciamo, della lettura, quella obbligata, la lettura comunque dovuta allo studio e la cosa che secondo me fa meglio sperare, ma chiaramente si sta parlando di grandi trend, di periodi medio-lunghi, è invece quella che si vede sul campo e la confermano le statistiche, che è la propensione alla lettura crescente dei giovanissimi, dei bambini. Ah, i bambini noi abbiamo, quindi... ma certamente, cioè gli unici diciamo, settori all'interno del settore libro che sono in crescita sono, al di là chiaramente appunto del settore scolastico che poi ha tutte le sue dinamiche complicatissime, prima abbiamo parlato di cartolibrerie che chiudono e lì c'è una problematica forte, ma torniamo sul tema generale, cioè uno dei settori forti è il settore bambini, il settore ragazzi e grazie a veramente una grandiosa crescita dal punto di vista della qualità, cioè gli editori italiani producono, negli ultimi 10 anni hanno veramente incrementato la qualità nella produzione dei libri, anche dei libri, non so, i pop-up, gli stessi libri per la primissima infanzia, libri per bambini anche di 1 anno, sono meravigliosi, ormai siamo arrivati a livelli europei, ma io vedo che anche diciamo nella fascia delle scuole elementari, grazie sicuramente a un impegno sempre più forte dei maestri e delle maestre per incentivare la lettura, io vedo proprio crescere, ho visto crescere negli ultimi 10 anni, lettori giovani che si accostano alla lettura e fanno ben sperare perché si una volta si portano avanti questa sana quando diventeranno più grandi si spera che mantengano questa propensione e quindi questo può essere il dato positivo però ovviamente nel medio-lungo. C'è un'altra cosa che fa ben sperare, io lo dico sia a livello proprio cittadino veneziano ma anche a livello nazionale, vedo una cresciuta sensibilità nei confronti delle librerie del prodotto libro.
Ho portato qui appunto alcuni dati su questo decreto legge Destinazione Italia che nell'insieme tra sgravi di vario tipo sulle tariffe elettriche, del gas, le riduzioni dei premi RC auto eccetera, inserisce un articolo 9, misure per favorire la diffusione della lettura, che sono veramente interessanti. È la prima volta che il governo italiano si prende in carico in questo modo la lettura, dicendo per esempio che appunto si può, come per le farmacie, sostanzialmente chiedere una detrazione per gli acquisti di libri fino a 1.000 euro, una detrazione del 19%. Ecco, questo è molto importante, siccome magari molti non ne sono a conoscenza, vorrei che dopo ne riparlassimo nuovamente anche dopo la pubblicità, perché le modalità, il decreto attuativo ancora non è stato emanato perché non le conosciamo, però il fatto di sapere che a breve, si spera insomma, dopo in Italia tutto è aleatorio, però a breve dovrebbero esserci questi sgravi, queste agevolazioni per persone che hanno la passione della lettura, uno ci fa la riflessione. E insomma è importante anche per il settore. Per tutti, attenzione, non solo per quelli che hanno passione per la lettura, perché comunque ci sono 1.000 euro all'anno a disposizione, diciamo, di spesa complessiva su cui appunto verrà defalcato il 19% dall'ammontare dell'imponibile fiscale, ma anche di altri 1.000 euro per l'acquisto di libri scolastici. Quindi attenzione alla quella componente obbligata, chiamiamola, della lettura di cui accennavo prima, viene a sua volta sgravata del 19%. Non è certo su 1.000 euro, sono 190 euro, però insomma sono anche le piccole cose e soprattutto quello che dicevo prima sono i segnali. Lo stesso nella mia città, Venezia, dove io opero da tantissimi anni, c'è una sensibilità forte dell'amministrazione nei confronti delle librerie, anche perché, chiaro, cioè, il segnale d'allarme è altrettanto forte, librerie che chiudono, il fatto che gli amministratori se lo prendano in carico un problema di questo tipo, voglio dire, anche solo a livello psicologico è importante. No, assolutamente. Poi parleremo anche della libreria come luogo preferenziale e la vostra libreria che poi è anche un luogo di ritrovo, di conversazione e quindi lo svecchiamento dell'immagine o il rinnovamento dell'immagine stessa della libreria, che forse può servire anche di aiuto a quanti ci hanno chiesto al riguardo un intervento da parte dei addetti ai lavori, perché hanno delle grosse difficoltà, sono librerie indipendenti, insomma, cosiddette, non sono le grandi catene. A questo riguardo cos'altro possiamo dire un po' della legge di stabilità, dei vari decreti che sono usciti per il settore in generale della Confcommercio? Diciamo sicuramente che gli esempi che abbiamo citato per alcuni aspetti lasciano ben sperare. Ci sono altri invece fattori di criticità, in particolare il problema della leva fiscale, rispetto al quale... Lì, e qui torniamo su questo discorso, che purtroppo non c'è però stato finché il problema non viene tipo risolto, ma diciamo che la direzione non lascia ancora intravedere un futuro roseo da questo punto di vista. No, sembra che anzi ci siano, tutto sommato, tasse indirette, tutto, ci sia un ulteriore aumento. La CGIA di Messa ha dato 2 giorni in più ai cittadini che dovranno lavorare per poter pagare le tasse, diventa un po' sconfortante, ma immagino anche per gli addetti ai lavori, no? Assolutamente, anche perché quando il carico fiscale raggiunge certi livelli si capisce che non solo perché le aziende chiudono, ma anche per chi vuole aprire una nuova azienda si chiede se ne valga la pena. Nel senso che veramente il dubbio viene se vale la pena investire in Italia all'interno di questo quadro fiscale. Tra l'altro prima parlavamo, uno degli esempi classici ad esempio è la tassazione con le accise sui carburanti, no? Quindi una tassa che non riguarda direttamente solo i commercianti ma riguarda tutti i clienti, tutti i consumatori, tutti i cittadini. E si è dimostrato proprio che c'è una parabola per cui oltre un certo livello di tassazione sulle accise i consumi e quindi anche il gettito che deriva da questa tassazione calano al punto tale da non rendere più l'aumento conveniente nemmeno per il legislatore stesso. Questo è uno dei paradossi rispetto ai quali vediamo ancora poca attenzione dai nostri politici. Ecco, non dovreste essere voi a sollecitare i politici stessi in modo forte, proprio perché siete un sindacato ben rappresentativo della categoria, a porre attenzione a questo, se proprio sono così miopi dal non vederlo, anche se io ritengo invece che lo vedano benissimo, ma trascurano le conseguenze, perché poi ci sono minori introiti per lo Stato, rilevantissimi, si parla di milioni di euro in meno. Ma no, sicuramente rientra tra le nostre priorità e il mio presidente, il presidente Zanone, è sempre in prima linea anche sui mass media su questa tematica. Speriamo che con il 2014 si riesca ad avere da parte del governo nazionale ma anche delle regioni una maggiore attenzione su queste tematiche che sono fondamentali non solo per i cittadini ma anche per tutti i nostri associati. Appunto. Ci sono prospettive, non so, di qualche sgravio, anche il cuneo fiscale per gli operatori del settore che
lo auspicano? Sì, sì, diciamo che la speranza è l'ultimo a morire, verrebbe da dire in questi casi. Pertanto noi che dell'ottimismo dobbiamo fare un dovere, non possiamo, come dire, autodeprimerci e deprimere la base associativa. Però certamente il percorso da fare richiede, come dire, dei passi concreti che devono ancora venire. Ecco. Assolutamente. Allora dopo torniamo adesso al discorso anche moda e libri, vediamo altre interessanti novità, risvolti, subito dopo la pubblicità.